Benvenuti tifosi del Napoli, se sei nuovo del nostro canale, lasci un mi piace al video e iscriviti al canale così potrai sempre essere informato sulle ultime novità dal nostro club del cuore. Andiamo al video. Il Napoli ha avuto un inizio di stagione molto importante, al punto da essere tra le squadre che potrebbero avere voce in capitolo anche nello scudetto a fine stagione. È quanto hanno sottolineato tanti addetti ai lavori in queste settimane, alla luce di quelle che sono state le prime partite giocate dagli azzurri in questo campionato e anche in Coppa Italia. È chiaro che è ancora troppo presto per fare pronostici chiari, soprattutto perché a metà autunno il Napoli dovrà affrontare un tour de force molto difficile, ed è probabilmente in quel momento che sapremo quanto Antonio Conte sarà in grado di fare. Lavorare sulle sue gambe, ma anche sulla testa dei suoi giocatori. Fabio Cannavaro parla del Napoli e del possibile obiettivo scudetto. Chi conosce bene l'ambiente partenopeo è Fabio Cannavaro, difensore campione del mondo, che ha parlato a Mediaset degli azzurri e della possibilità di rincorrere l'obiettivo scudetto per la squadra di Antonio Conte. Il Napoli vincerà lo scudetto? Il tempo lo dirà. Sicuramente è una squadra forte, anche se lo scorso anno finì lontano dal primo posto. Inoltre quest'anno sono arrivati giocatori forti. L'allenatore è bravo. C'è tutto per lottare fino alla fine. Per me l'Inter ha sempre qualche vantaggio in più. Adesso è l'inizio, inutile fare affermazioni diverse. Sarà sicuramente un campionato divertente, ha detto Cannavaro. Qual è la tua opinione? Fan, sei d'accordo con Cannavaro? Voglio conoscere la tua opinione qui nei commenti. Lascia un like al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!